Eccoci qua, la terza puntata di F come futuro, futuro sotto l'egida dell'ERSA, che in qualche modo ci dà questa opportunità di viaggio negli istituti formativi della nostra regione, che sono convenzionati proprio con l'ente regionale. Ecco, qui io sono a Pozzuolo e Friuli, l'Istituto Sabadini, con la coordinatrice, la dottoressa Scalon Francesca, che ci presenterà un momentino l'istituto. Buongiorno, grazie di essere venuti, è con grande piacere che apriamo le porte alle telecamere, perché abbiamo proprio il desiderio di far conoscere questa realtà. L'istituto nel 2021 compierà 140 anni ed è nato proprio grazie alla donazione della contessa Gradenigo, vedova Sabatini, per cui è un istituto storico, uno dei più antichi a livello nazionale. Ecco qua, adesso siamo con la professoressa Bomben, che è direttrice dell'azienda agraria. Qui non si fa solo scuola, l'istituto non è solo lo scuola, ma ha un compendio ben più vasto, oltre all'azienda. Certo, moltissime altre attività che poi dopo andrò a descrivervi e che sono possibili anche grazie alla presenza di un convitto che permette l'ospitalità ad allievi che vengono dalla zona di Trieste, dalla Carnia, dalle zone di confine con il Veneto, quindi risparmiando la strada si fermano qui e possono svolgere attività anche nel pomeriggio oppure dei viaggi di istruzione, anche questo grazie al pulmino che è donazione della Fondazione Sabatini. Un convito che diventa la loro casa. Certamente, per una settimana la loro casa. Abbiamo capito che questo è uno degli istituti più antichi d'Italia, più vecchi d'Italia, molto prestigioso, dove uno entra per un'offerta formativa che adesso le ci dirà, non solo, ma c'è anche un'azienda e un laboratorio, vero professoressa? Più di uno. Sì, siamo un istituto professionale però attenzione, professionale vuol dire che formiamo professionisti, soprattutto negli ultimi anni l'agricoltura necessita di professionisti del settore che colgano un po' tutte quelle che sono le tecnicità del sistema agricolo e quindi questa è la nostra mission. I professionali d'Italia sono stati oggetto in questi ultimi anni di una riforma. In seguito alla riforma noi abbiamo avuto modo di attivare proprio nell'anno scolastico che andremo ad iniziare a settembre 3 declinazioni. La declinazione forestale, che comunque già avevamo come indirizzo in precedenza e quindi manterrà più o meno le stesse caratteristiche, la declinazione produzioni vegetali e animali, che diciamo è un corso più diretto alla gestione delle colture vegetali o degli allevamenti animali, quindi un po' più mirato proprio alla coltivazione e all'allevamento in sé, e la declinazione trasformazione agroalimentare invece che conclude il percorso di filiera e quindi porta il prodotto fino quasi alla tavola del consumatore. Noi siamo qui in un'aula particolare, no? Che cosa si svolge qui? Sì, questa è proprio l'aula normalmente riservata alla quinta A, la quinta della declinazione forestale. È un'aula dotata di LIM, computer collegato a internet, insomma riusciamo a fare una didattica multimediale e innovativa. Eccoci qua, siamo in un laboratorio particolare dove si lavorano 2 prodotti specifici, l'olio e la birra, no? Esatto. E quindi questo è appena iniziato, questo laboratorio, ma a settembre andrà, diciamo così, H24, così alla dice. grande, Ecco certamente. Qua. Sì, questo è un estrattore di olio di semi, un estrattore a freddo, quindi estrae a freddo l'olio dai semi, per cui si ricava un olio molto ricco in tutte quelle che sono le componenti nutrizionali del seme e addirittura quasi un integratore alimentare. Stiamo lavorando qui, quello che vedete è olio di semi di zucca. Sono i semi di una zucca che è della specie Cucurbita pepo, che noi coltiviamo nei nostri terreni e raccogliamo. Ci ha coinvolti un nostro ex studente in questa avventura e insomma devo dire che ci ha entusiasmati e per cui insomma ci siamo organizzati per partire alla grande. Un'iniziativa particolare. Successivamente faremo anche olio di girasole e in futuro abbiamo in programma la produzione di olio di nocciola e comunque insomma un po' tutta la filiera del nocciolo. Mentre là c'è la birra.
Questo è un altro grande progetto del nostro istituto, cioè la produzione della birra. Questo che vedete qui è un micro birrificio, quindi questo è in miniatura quello che si fa in un birrificio professionale. In realtà noi li utilizziamo entrambi, quindi questo viene utilizzato sia per le attività didattiche normali integrate nelle nostre discipline di produzione della birra, sia per degli approfondimenti in orario extracurricolare e viene utilizzato anche per corsi post diploma che vengono attivati tra la nostra scuola in collaborazione con il Polo Agroalimentare. Questo è un altro laboratorio che c'è qui dall'Istituto Sabadini, dove si pratica un po' l'attività per le agroalimentari, che quello che diceva prima la professoressa Bonben sono quelle tecniche che, professoressa? Sono le tecniche che trasformano il prodotto e lo portano sostanzialmente dalla terra alla tavola. Questo è nuovo di Trinca? Questo è nuovo e l'abbiamo interamente realizzato grazie al finanziamento regionale e ci permetterà di esaminare, di esplorare il percorso di filiera dei cereali, della frutta, della verdura, della carne, del latte. Ecco qua, siamo nella vigna dell'azienda dell'istituto, dove qui i ragazzi naturalmente svolgono l'attività e si allenano, tra virgolette, ma oltre a queste attività fanno anche attività cosiddette umanistiche. I ragazzi vengono entusiasmati anche dai docenti in progetti di concorsi, anzi concorsi come i colloqui fiorentini, come il concorso letterario nazionale. Questo dal lato umanistico. Dal lato matematico l'insegnante li coinvolge con un'attività che si chiama geometrico, che è un modo divertente per apprendere la geometria. Apprendono divertendosi e infatti c'è un gruppetto di ragazzi che si è recato a Firenze e insieme a centinaia di altri allievi hanno recitato l'infinito, per cui il nostro vigneto ormai rispetto agli altri vigneti è obsoleto e abbiamo già in programma lo spianto di questo vigneto e il reimpianto in un altro terreno proprio qui vicino, mentre qui sorgerà un impianto pilota di nocciolo. Ecco, però visto che avete anche un trattore, questo trattore lo guidano, ricevono delle istruzioni poi per la patente, per Trentino, oppure solo lì per gli istruttori? A partire dalla terza gli allievi seguono un corso di scuola guida del trattore, quindi in terza e in quarta, imparano proprio le basi della guida ma anche la conduzione, diciamo l'operatività di alcuni attrezzi. Poi in quinta conseguono il patentino per l'uso del trattore, poi in quinta anche altri patentini come fitofarmaci, l'HACCP. Da quest'anno hanno fatto anche il patentino macchine movimento terra e carrelli elevatori. Che facciamo anche il patentino motosega, questo imparano ad utilizzare questi attrezzi anche qui a partire un po' dalla terza, dalla quarta, ma in quinta vanno al CESFAM a Paluzza e fanno tutto un corso sull'uso in sicurezza della motosega e conseguono il patentino. Patentino che poi ci serve anche per diverse attività forestali che facciamo, come l'attività in collaborazione con il dottor Andrea Maroè, presidente della Giant Trees Foundation, con il quale facciamo anche proprio il tree climbing, quindi facciamo i corsi di tree climbing e abbiamo in progetto anche un corso di giardinaggio. Ecco qui, siamo con Degano Elisabetta che ha in mano un cestino particolare. Sbaglio o sono bozzoli? Questi sono effettivamente dei bozzoli di bacco da seta che il nostro istituto, già il terzo anno, che sta portando avanti questo progetto. È iniziato grazie al nostro collega, il professor Daniele Marini, ha presentato questo progetto alla Regione Friuli Venezia Giulia, l'abbiamo vinto e in collaborazione con il CREA di Padova e con l'ERSA abbiamo iniziato proprio a allevare questi bacchi proprio dall'inizio. I ragazzi stessi del nostro istituto hanno costruito dei lettini, cioè dei telaini, e da qui poi hanno nutrito questi bacchi da seta anche con l'aiuto dei ragazzi che vivono nel nostro convitto, sia mattina che sera, li nutrivano, loro sono cresciuti e poi hanno ovviamente prodotto questi bozzoli. Questi bozzoli che quest'anno, come terzo anno, che poi anche abbiamo vinto il viaggio ad Oxford, che ci hanno permesso anche di filare non tanto la seta, perché ad Oxford seta non c'è, ma di filare la lana. E quindi i nostri ragazzi sono andati una settimana ad Oxford e quest'anno sarà per il terzo anno per imparare a filare la lana. Questa filatura poi noi la vorremmo portare anche nei bozzoli da seta, quindi con i bachi, e provare ad sperimentare anche a provare questa filatura della seta.
Ecco qua, siamo qua in una zona particolare dell'istituto dell'azienda, a dir vero, dove c'è il meleto, dove c'è la serra, dove c'è anche un punto vendita. E che punto vendita, no, professoressa Bomben? Anche questo realizzato, devo dirlo, grazie al finanziamento regionale, quindi insomma ci siamo dati da fare, perché per noi questa è una vetrina di tutto quello che facciamo sul territorio. E qui insomma esposti ci sono i nostri prodotti. Per esempio i semi di zucca, noi li vendiamo confezionati in atmosfera controllata. Ecco, è bene dire che questo è aperto al pubblico, quindi se uno vuole venire può anche acquistare i prodotti. Per dar soddisfazione a tutto l'entusiasmo che ci mettono i nostri allievi, direi di sì, anche perché molte di queste confezioni, molti di questi prodotti sono realizzati proprio dai nostri studenti. Qui abbiamo 3 serre, diciamo, una è didattica e invece 2 serre professionali, dove noi coltiviamo sia piante da orto sia piante da fiore e che poi si possono trovare in vendita qui presso il punto vendita. La birra viene realizzata in collaborazione con la rete Asprom. Noi abbiamo stretto una convenzione con la rete. La rete è una rete di produttori di orzo da birra e poi in realtà adesso stiamo cercando di produrre anche altri prodotti. Con il malto ricavato dal nostro orzo noi riusciamo all'interno del birrificio turnario della rete riusciamo a produrre le nostre cotte di birra. Adesso qui abbiamo una birra bionda, ma abbiamo in lavorazione anche un'APA e una birra rossa, quindi a seconda dei periodi abbiamo anche altre birre. Benissimo, allora abbiamo concluso questa puntata, una puntata molto interessante che in qualche modo porta il viaggio che stiamo facendo con l'ERSA qui nei vari istituti. Abbiamo visitato l'Istituto Sabatini. Io ringrazio molto la professoressa Bomben che ci ha accompagnato veramente facendo un tutor particolare con i suoi collaboratori, che ringrazio particolarmente. Ringrazio l'ERSA per la collaborazione generale, ringrazio naturalmente Francesco Snidero, il nostro tecnico, che senza di lui niente va avanti. Naturalmente vi do appuntamento alla prossima puntata, che sarà anch'essa molto ma molto interessante.